fare se un genitore non corrisponde il contributo al mantenimento stabilito dal tribunale? Scopriamolo! Se un genitore contravviene all'obbligo di mantenere i figli, possono essere adottati molteplici strumenti. Innanzitutto, se esiste già a monte il pericolo che il genitore obbligato possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi di mantenimento, ad esempio in caso di precedenti violazioni, di trasferimento all'estero o di imprudente gestione del patrimonio, può essere richiesto al giudice di imporre a tale genitore di prestare idonea garanzia reale o personale. Per inciso, tra le garanzie personali, la più efficace appare la fideiussione bancaria o assicurativa. Ancora, il giudice può disporre il sequestro dei beni del genitore obbligato e comunque i provvedimenti giudiziali che dispongono assegni di mantenimento costituiscono già di per sé titolo per l'ipoteca giudiziale e più in generale consentono di agire immediatamente con le procedure di esecuzione forzata. Infine, il giudice può ordinare a quei soggetti terzi che siano già tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro all'obbligato di corrisponderle all'avente diritto. Si tratta della cosiddetta distrazione dei crediti dell'obbligato o versamento diretto. Oggi parliamo proprio dello strumento più immediato, il versamento diretto. In buona sostanza, con lo strumento del versamento diretto è possibile costringere un terzo che sia già obbligato a corrispondere periodicamente somme di denaro al genitore tenuto al mantenimento, ad esempio il datore di lavoro, a corrispondere tali somme direttamente all'avente diritto, cioè generalmente all'altro genitore, quello a favore del quale è stato disposto il contributo al mantenimento dei figli. In altre parole, si bypassa il problema dell'inadempimento del genitore, ottenendo da altri le somme dovute, e cosa ancor più incisiva, per il caso in cui anche il terzo non adempia, il genitore avrà azione diretta esecutiva anche nei confronti di quest'ultimo. La procedura per attivare questo strumento è diversa a seconda che si tratti di figli di genitori sposati o non sposati, o in fase di separazione o di divorzio, ma in termini generali è una delle procedure forse più efficaci in termini di incisività, proprio perché la domanda di pagamento viene rivolta a un terzo, più di frequente al datore di lavoro del genitore inadempiente. La dottrina e la giurisprudenza si sono da ultimo interrogate sulla procedura che la legge 219 del 2012 di riforma del diritto di famiglia ha previsto specificamente per i figli di genitori non sposati e hanno concluso per l'interpretazione volta a favorire quanto più possibile la celerità di tale strumento. In concreto, il genitore avente diritto può attivare lo strumento del versamento diretto già in sede stragiudiziale, ossia senza ricorrere al tribunale, con un notevole risparmio di costi, al pari dei genitori divorziati. Diversamente, se i genitori sono ancora in fase di separazione, occorrerà ricorrere al tribunale. Se questi temi vi interessano, iscrivetevi al canale, abbiamo un'intera sezione dedicata al diritto di famiglia. Per maggiori informazioni visitate il nostro sito e seguiteci sui social media.